Erano circa in 700.000 a non piegarsi alla dittatura tedesca, catturati e deportati come prigionieri di guerra nei territori del Terzo Reich. 50.000 di loro non fecero ritorno in Italia. Violenze, fucilazioni criminali, malattie, denutrizione, condizioni igienico-sanitarie pessime, bombardamenti aerei ne furono le cause principali. Furono chiamati internati militari italiani. Quest'anno, in occasione del 70° anniversario dell'internamento, sono previsti una serie di eventi che si svolgeranno dal 27 settembre al 2 febbraio a Padova. Noi per questa occasione celebreremo il 29 settembre la cerimonia che abitualmente facciamo ogni anno, ma in particolar modo quest'anno perché è l'anniversario dell'internamento, il 70° anniversario dell'internamento. Verranno da Roma diversi dirigenti della nostra associazione, vari consiglieri, ci saranno le autorità militari, civili e religiose e si provvederà all'alzabandiera, all'onore ai caduti, alla consegna da parte della prefettura di 30 medaglie d'onore. Queste verranno consegnate all'interno della sala del museo. Prima del 29 ci sarà l'apertura, il giorno 27 alla mattina alle 11 ci sarà l'apertura della mostra dei quadri dipinti dai nostri ex internati, sia nei luoghi di internamento sia dopo la liberazione. Sarà seguita da un concerto degli archiatri. Il giorno successivo, il 28 di settembre, ci sarà sempre nella sala polivalente il concerto del coro Trepini. Dopo la cerimonia, dopo il 29, a ottobre ci saranno 3 conferenze. Successivamente, verso gennaio, ci sarà la trilogia storica italiana, che sono praticamente 3 spettacoli